Il Cannara esce fra gli applausi dal Comunale di Bastia ed ora spera nel ripescaggio già annunciato dalla società. A festeggiare la promozione diretta in Serie D è la Torres, che pareggia 4-4 nel ritorno della finale playoff di eccellenza. Dopo l'1-0 dell'andata, il Cannara ha pagato a caro prezzo 2 disattenzioni al cospetto della formazione sarda trascinata da uno Spinola immarcabile. Il Cannara sa di avere solo un risultato a disposizione e parte forte con Fondi che dopo un minuto conclude debole sull'imbeccata di Menchinella. Farsi senza Massarucci e Pulci conferma il 3-5-2 anche nella gara più importante dell'anno con Battistelli in porta, Ricci, Gerarchini e Mattia in difesa, Baglioni, Menchinella, Bernardini, Fondi e Camilletti in mediana con Raccichini e Di Giuseppe in avanti. E dopo 4 minuti il Cannara trova il vantaggio, Menchinella ruba palla a Mannoni, apre per Di Giuseppe messo giù da caso al momento della battuta a rete, Pezzopane assegna il penalty ma non ammonisce il difensore sardo, dal dischetto capitan Raccichini non sbaglia proprio come contro la Rosselli e il Cannara va sull'1-0. I padroni di casa oggi in maglia bianca fanno la partita nei primi minuti. Al 17esimo è Camilletti a cercare la porta, la Torres senza lo squalificato Scioni schierata da Tortora con un 4-3-3 con Pinna tra i pali, caso un minuto lo merende Chessa nel reparto arretrato, Piga, Mannoni e Bianco a centrocampo con Sarrizzu, Chelo e Spinola in avanti, ha proprio in Spinola un'autentica spina nel fianco. Al 20esimo così Spinola sfiora il palo alla sinistra di Battistelli, ancora Spinola a creare pericoli al minuto 34, Menchinella ci mette una pezza e chiude in angolo, dalla bandierina Mannoni pennella per Minutolo che stacca tutto solo e batte Battistelli per l'1-1 della Torres. Il Cannara non molla e prima dell'intervallo torna in vantaggio, Minutolo mette giù Di Giuseppe, da quella posizione capitan Raccichini, è una sentenza, palla all'incrocio dei pali e Cannara sul 2-1. Nella ripresa però la Torres parte subito con il piede sul gas e Chelo al 48esimo colpisce così la traversa sul servizio del solito Spinola. Un minuto e la Torres pareggia i conti quando Sarrizzu, match winner all'andata, si ritrova sui piedi la palla del 2-2 a 1 metro dalla linea di porta. È l'episodio che segna la gara, perché il Cannara reagisce subito con Raccichini che mette paura così al recordman Pinna, poi Farsi passa al 4-3-1-2 con gli ingressi di Lepri e Anselmi per Camilletti e Mattia. Al 57esimo la partita però ormai assegnata, al 63esimo Spinola manda di fatto i titoli di coda trovando così l'angolino. Cannara 2, Torres 3, servirebbe un'impresa e il Cannara non smette di crederci, trascinato da Anselmi che al 78esimo firma il 3-3 di testa. Al 90esimo però il neoentrato Lolli trattiene Sarrizzu in area, Pezzopane indica di nuovo il dischetto e dagli 11 metri Mannoni fa 4-3, c'è gloria ancora per Anselmi che spara in pieno recupero questo destro che vale la doppietta personale e fissa il definitivo 4-4 che proietta la Torres in Serie D e fa uscire il Cannara a testa alta e fra gli applausi.